Ciao Andrea, parlaci un po' della tua formazione musicale. Allora, formazione musicale è iniziata molto presto. Quando avevo 6 anni mi è stata messa in mano la prima chitarra classica e ho studiato chitarra classica privatamente per un paio di anni, per poi entrare al Conservatorio di Cagliari all'età di 10 anni, dove ho fatto le medie, e quindi la scuola annessa al conservatorio, dove ho studiato violoncello e poi pianoforte. Quindi ho fatto prima il mio percorso classico per poi essere un po' fulminato sulla via del jazz, perché da grande ho ripreso a studiare e mi sono riscritto al conservatorio per prendere il diploma accademico di primo livello di jazz, che al periodo era un diploma sperimentale. Quindi ho mandato avanti parallelamente diciamo, la passione classica e la passione jazz, per poi convergere in qualche maniera nella terza forma, cioè nella musica contemporanea. Studi che però ho affrontato fuori dall'Italia. Sono andato a Birmingham, dove ho fatto prima un master in composizione e musica contemporanea e poi un dottorato di ricerca. Quindi, non contento di aver fatto il master, mi sono tuffato in questa bella avventura di un dottorato di ricerca che ho fatto al Royal Birmingham Conservatoire. Un percorso molto interessante in cui sono riuscito un po' a mettere in mezzo ciò che mi portavo dietro dalla Sardegna, e l'ho fatto convergere in studi abbastanza nuovi e diversi per me. Non immaginavo mai che avrei affrontato questo tipo di studi. La connessione è legata al fatto che ho portato con me in Inghilterra 8 pietre sonore di Pinuccio Sciola, scultore sardo con il quale ho vissuto un discreto periodo della mia vita e con il quale ho condiviso tante cose, e ho fatto con lui un progetto che era volto all'integrazione dei suoni delle pietre sonore all'interno dell'orchestra, e quindi per poi comporre appunto delle composizioni che hanno messo insieme i suoni delle pietre con singoli strumenti dell'orchestra e poi un unico pezzo orchestrale, insomma abbastanza complesso, che è stata una bella avventura. Una bella avventura che ho percorso in Inghilterra con maestri italiani e con maestri inglesi. Insomma, è stato un bel approfondimento, un gran bel percorso, devo dire. Come definiresti il tuo linguaggio musicale? Quali sono i maestri di riferimento che ti hanno influenzato nella composizione dei tuoi lavori? Partire dagli ultimi. Partirei dalle persone che ho incontrato in Inghilterra e che mi hanno aiutato a sviluppare un linguaggio assolutamente nuovo rispetto a quello che avevo già qui. Ho avuto 2 importanti maestri, 2 supervisori soprattutto durante il dottorato. Uno che si chiama Lamberto Coccioli, che è stato allievo e assistente di Berio e che mi ha aperto a quella corrente musicale, e uno inglese che si chiama Edwin Roxburgh, che è stato un grandissimo compositore, tuttora in vita in realtà. Per 35 anni primo oboe della London Symphony ha diretto, ha composto, ha suonato, quindi mi ha un po' aperto alla musica contemporanea della scuola inglese, quindi un po' quella di Oliver Knussen, e anche alla musica del nord Europa, quindi di Kaija Saariaho, di Anna Tosvaldotir, compositrici forse non tanto conosciute qui diciamo al sud Europa, però molto molto più conosciute e molto rispettate invece nel nord Europa. Allora, io sono rimasto influenzato dalla musica jazz. Devo mettere insieme un po' di cose in questo racconto, perché il mio linguaggio musicale, che all'inizio era molto semplice e vicino, diciamo, alla musica di Ravel, alla musica di Debussy, quindi i compositori francesi mi hanno influenzato molto, il gruppo dei Sei in generale, la musica di Poulenc mi è sempre piaciuta molto, però un po' la musica di confine del Novecento, che andava tra l'affacciarsi del jazz e la musica al tempo contemporanea. Questo è stato quello che ha, diciamo, messo insieme il mio sostrato culturale musicale nel periodo degli studi qua in Italia. Poi in Inghilterra appunto c'è stato l'affacciarsi ad un nuovo sistema compositivo diverso, più di, loro lo chiamano il wall of sound, quindi i muri sonori con un'orchestrazione, una composizione molto fitta. Appunto la musica di Kaija Saariaho e di Anna Tosvaldotir è caratterizzata da questo tipo di linguaggio. Direi contemporaneo, assolutamente, se si passa il termine, non melodico. Mi è piaciuto molto anche il minimalismo di Steve Reich, che mi ha anche influenzato, devo dire, però non posso togliere da questa influenza la musica del jazz, quindi io ascolto e ancora pratico jazz, la musica di Brad Meldau, di Pat Metheny, quindi quel tipo di musica jazz melodica continua ad influenzarmi e ad essere dentro sicuramente il mio linguaggio musicale. Invece il brano che è stato inserito all'interno del primo volume di compositori sardi contemporanei a Tuzzo Record, vuoi parlarcene un po'
Un po'. Allora, il brano si intitola The First Eclipse e fa parte della fase, direi, quasi minimalista. Infatti è un brano che ha per 8 minuti un'alternanza di due note della mano sinistra ehm, e alla mano destra sono una melodia molto lenta che si sviluppa con semibrevi addirittura per circa 8 minuti, tranne un piccolo frammento. Fa parte di una suite che si chiama Chiaroscuro. Qualche anno fa, quando ero più dedito alla composizione pianistica, ho composto 4 suite nel quale ho cercato di affrontare tutti i linguaggi musicali che avevo messo insieme fino adesso. Chiaroscuro è una suite sulla luce. The First Eclipse racconta un po' diciamo il percorso di una prima eclisse, quindi il primo impatto che chi non ha mai visto un'eclisse vive, quindi la fase di oscurità e poi di luce successiva. È un pezzo un po' particolare, io non ho composto molti pezzi come quelli. Quel pezzo peraltro la composizione di quel pezzo è durata quanto il pezzo, perché io l'ho suonato interamente e poi l'ho trascritto. È un tipo di approccio che solitamente non ho, perché io passo abbastanza tempo a pensare ai pezzi, a pensare alla struttura, a pensare come, insomma, mettere insieme gli elementi armonici, melodici e ritmici. Invece quello è nato così come è suonato, così come tu l'hai suonato peraltro molto bene nella raccolta. Rispecchia un periodo un po' particolare, perché era il periodo conclusivo della mia vita in Inghilterra, che è stata molto bella dal punto di vista compositivo, un po' più oscura invece dal punto di vista del clima, perché da buon sardo, vivendo in un posto dove piove tutti i santi giorni 24 ore su 24, un po' si viene assorbiti da questa diciamo così cupezza. Però poi questo ha anche un ottimo riscontro dal punto di vista compositivo, perché apre delle nuove strade che in qualche maniera poi si cerca di mettere su carta e quindi poi su musica. Bene, hai parlato prima di Pinuccio Sciola, vuoi un po' raccontarci il rapporto che hai avuto con lui e l'influenza magari che poi ha avuto sulla tua musica e sul tuo percorso formativo? Allora, Pinuccio Sciola qui in Sardegna era un'istituzione da sempre, è sempre stata un'istituzione. Quando io ho finito il mio master di composizione nel 2011, sono tornato in Sardegna con l'idea di incontrarlo, perché volevo confrontarmi con i suoni delle pietre sonore. E quando mi ripromettevo di incontrarlo, è stato un caso, io l'ho incontrato, in pratica in mezzo alla strada, l'ho fermato. E gli ho chiesto di poter essere ricevuto, tra virgolette, da lui, per potergli parlare di questo mio progetto, che era quello che poi sarebbe diventato il dottorato di ricerca, quindi mettere insieme la musica dell'orchestra e i suoni delle pietre sonore, facendo una ricerca sui suoni originali e originari delle pietre sonore. Da qui è nato un rapporto davvero molto forte. Io ho iniziato a frequentare Pinuccio quasi quotidianamente, e poi quando ero in Inghilterra, diciamo, la prima persona che venivo a visitare prima dei miei genitori era lui, e perché in questo percorso, appunto in questo dialogo musicale di integrazione sonora, da lui ho preso moltissimo, cioè i suoi concetti sull'origine del suono, sul fatto che la pietra esiste prima dell'uomo stesso e che quindi la pietra fondamentalmente è stato il primo strumento musicale dell'uomo, su forma percussiva, anche se lui detestava la forma percussiva, infatti lui accarezzava le pietre, però diciamo da qui è nato un dialogo tra allievo e maestro, che poi si è, con mia grande sorpresa, tradotto in un discorso quasi alla pari, perché Pinuccio non era un musicista, però gradiva moltissimo avere influenze musicali. Lui era un amante di John Cage, era un amante di Debussy. Questo ha fatto sì che poi si arrivasse ad un confronto musicale. Io ho studiato molto approfonditamente le pietre sonore. Nel mio dottorato di ricerca ho scritto un metodo con una notazione musicale sulle pietre sonore. Abbiamo messo insieme un filmato su tutte le modalità fino ad ora conosciute per suonare le pietre. Ho scritto una composizione orchestrale molto importante che racconta il percorso della nascita del suono, facendo un parallelo tra le pietre sonore che erano di calcare e le stalatiti e le stalagmiti. Questo percorso purtroppo si è interrotto nel 2016, perché Pinuccio Sciola è venuto a mancare il 13 maggio del 2016, ma noi abbiamo fatto un ultimo concerto insieme il 27 maggio di quell'anno, quindi 15 giorni prima che lui mancasse, una specie di testamento. Io ho composto per lui un piccolo requiem che si chiama Time Persistence, cioè la persistenza del tempo.
che era un po' quello che per me rappresentava Pinuccio, una specie di immortale che davvero nel suo essere pietra, essere uomo e pietra, sembrava che non dovesse mai superare l'esame del tempo. Abbiamo fatto un concerto quindi per pietre sonore che lui ha suonato personalmente e quartetto sotto il Museo di Michelangelo a San Pietro in Vincoli. È stata un'esperienza che non credo che riuscirò a dimenticare. Anzi, mi auguro di non, di non dimenticare proprio, perché è stata di una forza e di una potenza che mi porto ancora dietro. Questo si è tradotto adesso nel mio essere parte della Fondazione Sciola. Sono il direttore artistico della programmazione musicale di ciò che concerne le pietre sonore e questo è un grande onore perché con la Fondazione Sciola portiamo in giro per il mondo, quindi con gli istituti di cultura. È già successo a Praga, è successo in Inghilterra, a Londra per diversi mesi, l'abbiamo fatto a Doha, abbiamo fatto alla Biennale di Venezia. Stiamo portando avanti un discorso importante, che è quello di far conoscere al mondo la bellezza del suono delle pietre, come queste possono relazionarsi e fare scoprire delle cose che per tanto tempo sono rimaste nascoste, dentro e fuori di noi. Un altro lavoro che mi ha colpito da quello che ho visto nella tua produzione è un Andy Ronnai, famoso anche perché nell'interpretazione tua di Paolo Fresu. Ci puoi parlare di questo brano che tra l'altro ti ho sentito suonare proprio al Giardino Sonoro? Allora, l'Andy Ronnai fa parte di un'altra fase, diciamo, della mia ricerca compositiva, che è quella di andare a pescare le origini della nostra cultura. L'Andy Ronnai è un canto antichissimo, tanto antico che non si è ancora capito quanto sia antico, nel senso che alcuni studiosi hanno cercato di fare una retrodatazione, però non ci si è riusciti, addirittura non si ricapisce ancora qual è il significato della parola Andy Ronnai, che secondo alcuni è riconducibile alle invasioni cartaginesi verso Nora. Ovviamente chi abitava Nora era costretto a muoversi, quindi Andi Ronnai, andire Nora, pare che voglia dire muoversi avanti e indietro. Secondo altri questa è una ricostruzione fantasiosa, però fondamentalmente fa parte di una cultura sarda antichissima. Mi è piaciuto fare una ricerca su questa composizione e l'ho reinventata, nel senso che questi sono canti monodici privi di accompagnamento musicale, quindi non esisteva una musica. È stata riproposta in tante versioni corale, maggiore, minore. Guardate, c'è più o meno un Andy Ronnai per ogni paese della Sardegna. Quello che ho fatto è cercare di fare un processo di internazionalizzazione della cultura musicale sarda, quindi ho messo insieme degli artisti molto lontani dalla Sardegna, alcuni, altri vicini, in maniera tale che venisse portato un messaggio di scambio culturale col mondo. Quindi sono riuscito a, dopo aver scritto un'orchestrazione, quindi aver scritto la musica, averla orchestrata, fatta suonare ad un'orchestra di archi, la Budapest String Orchestra, quindi un'orchestra di Budapest. Ho chiamato un artista che non aveva mai cantato in sardo, che è Noah, la cantante israeliana. Le ho chiesto di cantare in sardo, lei ha voluto impreziosire ulteriormente il pezzo mettendoci una piccola strofa finale nella sua lingua. Ho chiamato Paolo Fresu, insomma ho messo insieme una serie di artisti di tutto rispetto, direi, per fare sì che questo canto facesse un po' il giro del mondo, cioè non restasse chiuso in Sardegna ma venisse conosciuto un po' dappertutto. È stata un'operazione abbastanza fortunata, devo essere sincero, perché ha portato insomma, a far parlare di questa tradizione sarda anche su piani diversi da quelli sardi. Un po' come succede per il No poto a riposare, che è un canto sardo, non così antico con l'Andy Ronnai, però è una specie di bandiera della sardità nel mondo. Quindi l'idea è stata questa: impacchettare, usando questo termine, con una versione tra la musica classica e la musica jazz, un canto tradizionale e dare delle vesti che potessero consentire di far sentire questo brano a tante orecchie diverse, amanti di tante musiche diverse. È stata un'operazione, ripeto, abbastanza fortunata e che mi ha anche consentito di legare e di rinverdire il mio legame con la cultura sarda in una chiave diversa. Ok, se vogliamo salutare con una domanda che faccio un po' a tutti, è come vedi il futuro della musica? Allora, questa è una domanda cattivissima, ma molto bella e interessante perché stando fuori dalla Sardegna, avendo contatti con tanti compositori, ho avuto anche la fortuna, lo dico in chiusura, di vivere per un piccolo periodo della mia vita in Cina e di entrare in relazione con moltissimi compositori e molti musicisti cinesi. C'è grande fame di buona musica nel mondo. Io sto portando avanti un percorso, adesso un ulteriore percorso interculturale tra la Cina e l'Italia,
C'è una grandissima fame di musica, soprattutto di musica bella. L'Italia è tuttora ancora conosciuta nel mondo per essere il paese che ha dato i natali al bel canto. Peraltro il 6 dicembre, quindi poche settimane fa, l'UNESCO ha riconosciuto il bel canto come patrimonio dell'umanità. E quindi questo ci fa sia ben pensare che ben sperare, nel senso che non credo che ci sia una possibilità di incanalare i modi in cui la musica si manifesterà nel futuro. Questo è pressoché impossibile, cioè la storia ci insegna che l'evoluzione musicale è talmente tanta e varia che non possiamo dire dove andrà la musica domani, ma neanche fra un anno o fra 10 anni. Quello che però ci possiamo augurare è che rimanga nel DNA dell'essere umano il culto della bellezza musicale e che quindi questo non lasci, come non credo sia possibile, non lasci intentato nessuna modalità di approccio nuova. Adesso c'è tutto in giro, c'è la musica elettronica, c'è la nuova new complexity nella musica contemporanea, c'è un linguaggio che, finché ci sarà una capacità di percezione emotiva dell'uomo, verrà portato avanti. Quindi quello che io posso dire, quello che io mi auguro, è che il percorso musicale non si interrompa e che anzi vada sempre più verso una ricerca della bellezza nella forma della comunicazione tra le persone. Grazie Andrea. Grazie a te.